Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Oggi entriamo nel cuore, proprio nella pancia del Partito Democratico con Giuseppe Mazzucca, ma continuate a litigare, continuate per un dato che insomma è quello, non si poteva fare altrimenti, no? Cioè, le aspettative erano queste. Buongiorno direttore. No, guardi, una lite è possibile quando ci sono degli argomenti, allora ognuno poi dà le proprie versioni, questi sono i fatti. Qui la gestione del Partito Democratico ha portato a una sconfitta epocale. Io lo ripetevo, l'ho ripetuto in questi giorni, ho rinfrescato la memoria a molti. Noi abbiamo preso un dato in percentuale più basso di quello che prendevano singolarmente DS e Margherita. Sì, ma è andato così in Calabria, è andato così in Sicilia, è andato così in Puglia, è andato così in Campania. Voglio dire, ho capito, ma noi abbiamo preso, sì, ma noi abbiamo preso un dato più basso rispetto a quello del nazionale, cioè noi siamo 5 punti sotto il dato nazionale. Ma anche altre regioni hanno la stessa situazione, Ho capito, non ma è solo la Calabria. Ho capito, ma chi ha gestito il partito nelle altre regioni ne prende atto. Le stesse cose per quanto riguarda il presidente della regione, per esempio in Campania, no? Sì, ma io sono un dirigente regionale e parlo della mia regione. La Puglia, la stessa cosa. Ma noi parliamo della Calabria, qui c'è stato... Ha chiesto le dimissioni del segretario provinciale, ma perché? È facile capire le motivazioni. Noi ci siamo incontrati ad ottobre dove Magorno e Guglielmelli mi hanno chiesto di fare un congresso unitario e ho fatto un passo indietro. Quindi ha condiviso il percorso? Ho condiviso non il percorso, ho condiviso la gestione, poi dopo hanno fatto tutto da soli. Guardi che il Partito Democratico della provincia di Cosenza, il PD Cosenza, la federazione di Cosenza, non ha gli organismi, non ha il presidente dell'assemblea. Si è riunito per la proclamazione di Guglielmelli e poi non si è riunito più. Se la federazione, una delle federazioni più grandi d'Italia, la può gestire un uomo solo al comando, allora se Guglielmelli ha voluto fare ciò, a questo punto deve trarne le conseguenze e fare un passo indietro come l'ha fatto Renzi. In più, nella sua provincia c'è stato il dato più basso d'Italia, abbiamo avuto un 13%, tant'è che la capolista della circoscrizione Calabria Nord è entrata per il rotto della cuffia. A questo punto qualcuno ha responsabilità e le responsabilità ce l'ha chi ha gestito. Ma le responsabilità non possono risalire agli ultimi mesi, è un percorso lungo. Cioè, quello del PD, che cosa avete fatto in questi anni? Ma la gestione è totale, dal 2015 ad oggi l'hanno gestita in autonomia il presidente Oliverio, che è il regista di tutto, e Magorno e Guglielmelli. Cioè, Oliverio è entrato in tutte le scelte del partito. Siete una componente che all'interno del Partito Democratico ha un suo peso, no? Fate riferimento all'ex ministro Orlando. Cioè, voi cosa avete fatto? Qualcuno vi chiederà, avete votato PD in questa campagna elettorale o avete fatto altri percorsi? Certo, io non è che io posso andare dietro alle dicerie o alle bugie che si dicono, non avete votato, quindi non ha votato l'80% del PD, perché il PD rispetto alle regionali del 2014 ad oggi dal 62% siamo scesi al 13%, una motivazione c'è. Ma qualcuno può dire, è facile oggi criticare perché non siete intervenuti prima? Siamo intervenuti. Prima non avete... Abbiamo cercato di fare un congresso unitario, abbiamo fatto un passo indietro per scegliere collegialmente. Avete condiviso il percorso, se l'avete condiviso oggi perché? Direttore, noi non è che abbiamo condiviso, noi abbiamo cercato di condividere un percorso, dopodiché incassato il risultato del congresso unitario, loro ci hanno completamente estraniato e hanno preso tutte le decisioni e tutte le scelte l'hanno fatte in autonomia, senza confrontarsi, così come con le candidature. Ma è vero o no che Guccione non ha voluto candidarsi? Non gli è stato chiesto a Guccione di essere candidato. Non mi risulta che a Guccione qualcuno ha chiesto... Ma nessuno della vostra componente è stato chiesto? No, non è stato chiesto, c'è stata una trattativa romana per il proporzionale, dopodiché i collegi uninominali sono stati gestiti a livello locale. Se lei considera le candidature, sono tutti di riferimento o del Presidente Oliverio o del Nazionale. Ma Orlando a questo punto,
non ha tutelato la sua componente in Calabria. No, non è che Orlando non ha tutelato la sua componente. Orlando è andato da Renzi chiedendogli di rispettare le percentuali congressuali, cosa che Renzi non ha fatto. Perché noi abbiamo preso il 20% al congresso e ci aspettavamo il 20% delle candidature. E non ci è stato concesso. Renzi ha candidato Orlando in quanto ministro e poi non ha candidato più le componenti. Quindi... addirittura ha messo i veti anche sulle nostre candidature. Ha detto ad Orlando questo no, questo no, questo no. Tant'è che non è stato candidato il coordinatore nazionale della nostra mozione. Renzi non ha candidato Andrea Martella, coordinatore nazionale della mozione Orlando. Quindi i Dems a questo punto che faranno? Noi siamo all'interno del Partito Democratico, rimaniamo nel Partito Democratico, abbiamo una nostra idea. I fatti ci danno ragione perché alla fine avevamo detto che con questo modo di gestire le cose andavamo a sbattere contro un tram, abbiamo sbattuto contro, non un tram, contro un esercito, un insieme di tram, locomotive, grossi veicoli. Non avete deputati in Parlamento, non avete senatori. Abbiamo Andrea Orlando, abbiamo qualche altro deputato dell'area Dems. Ma non so, ho capito, ma non ci interessava la poltrona, cioè la poltrona non ci interessava, altrimenti giocavamo la partita nostra personale per avere un riconoscimento ed era un altro discorso. Noi volevamo fare un discorso generale, noi volevamo far sì che il Partito Democratico uscisse in maniera decorosa da queste consultazioni. È vero, alla vigilia si sapeva come andava a finire, in molti hanno pensato, hanno presagito che questi erano i risultati, però a livello locale, parliamo della Calabria, della provincia di Cosenza, non abbiamo fatto di niente non abbiamo fatto nulla per poter migliorare questo dato. La presenza di un vostro esponente avrebbe modificato le cose? Ma non era la presenza del nostro esponente, dovevamo candidare persone radicate sui territori. Non si può in una competizione del genere tirare in ballo e criticare i consiglieri regionali se i consiglieri regionali, coloro i quali sono presenti sul territorio, non vengono candidati. Ad esempio il centrodestra ha candidato a Francesco Cannizzaro e a Bandaferro, due consiglieri regionali che hanno vinto i rispettivi collegi. Bandaferro però anche lei è in trasferta perché da Catanzaro è ma non ha importanza. Ma qui dove sono i candidati imposti dall'alto? Il PD, chi ha imposto dall'altro? Nessuno. C'è stata chiaramente una collaborazione tra il nazionale e il regionale che ha gestito penso Magorno insieme ad Oliverio, è incarnato espressione d'Oliverio. Ferdinando Aiello è imposto dall'alto perché non addirittura del territorio, no, non è del territorio, sicuramente non dello Ionio. Scalzo è stato candidato in un collegio che non è il suo, lui della Mezzi è stato candidato Corigliano Crotone. A Cosenza abbiamo candidato Mancini che proveniva da un'altra storia, ha aderito dopo al centro-sinistra, però diciamo che mi dispiace, ma le polemiche sono nate col fatto che è stato assessore alla Giunta Scopelliti, che in questi ultimi giorni con l'entrata e l'uscita di Orso Marso entrava in consiglio regionale. Però poi mi pare, no? Sì, no, a prescindere, io capisco, ne sono certo, perché poi Giacomo è una persona che le cose le fa con convinzione, però purtroppo non abbiamo convinto l'elettorato. Quelle polemiche che sono arrivate a livello nazionale non hanno convinto l'elettorato. Lei ha fatto 3 esempi, possibile che questi 3 esempi abbiano generato un risultato di questo tipo? No, sicuramente, ma è chiaro che se noi candidavamo persone radicate sul territorio il dato era non il 13, il 14, il 15% a collegio, ma potevamo aspirare a qualche percentuale in più, e qualche percentuale in più faceva scattare qualche deputato in più, questo voglio dire. Sicuramente non vincevamo i collegi perché il divario è stato enorme, abbiamo fatto 1000 errori, però la percentuale in più ti portava ad avere un deputato in più. Ma voi come Dems avete fatto campagna elettorale? Sì. E io ho girato nei territori, sono stato... Perché si dice che praticamente il PD ha fatto pochissima campagna elettorale, nel senso noi l'abbiamo fatta la campagna elettorale. Si è speso solo il Presidente della Giunta regionale, accelerando con una serie di iniziative quello sui che territori. mi preoccupa è che spendendosi un Presidente della Giunta regionale abbiamo... Sì, però lui dice, io sono stato lasciato solo, nel senso a questo che punto ognuno... invece, a questo punto io potrei ribaltargli la domanda e dire se fosse rimasto a casa probabilmente avremmo preso qualcosa in più.
Ma nessuno ha girato, si è dato da fare del Partito Democratico, Ma chi, cioè i consiglieri regionali. non mi sembra che ci sia stata una riunione durante questa campagna elettorale. Guardi, io ne ho fatto campagna elettorale, poi non sono così giovane, ne ho fatte campagna elettorale. Io mi ricordo che all'epoca dei DS, sia prima della presentazione delle candidature che immediatamente dopo, si riunivano tutti i quadri dirigenti, si riunivano tutti gli organismi e iniziava la campagna elettorale. Io non partecipo a una riunione del Partito Democratico che saranno anni. Cioè, l'ultima riunione a cui ho partecipato è stata la famosa assemblea della proclamazione di Guglielmelli. Dopodiché non siamo stati invitati a nessuna iniziativa. Allora, se le iniziative vengono concordate e non allargate, nel senso che non viene messa a corrente la base delle iniziative che sono sul territorio, se non vengono invitati i dirigenti, a quel punto poi accusare gli altri di scarso impegno mi sembra un pochino esagerato. Sì, ma uno, ascoltando e leggendo le polemiche di questi giorni, si chiede, dice, ma ha senso rimanere all'interno di un partito dove si è, come dire, quasi vive quasi da separati in casa? Ho capito, noi abbiamo come si pensa di costruire? Sì, ho capito, noi abbiamo contribuito a crearlo, però se permette, direttore, non voglio lasciare il campo a chi vuole rimanere nel PD per mantenere un minimo, per tutelarsi le proprie poltrone e i propri interessi. A questo punto chi ha sbagliato, chi ha fatto delle scelte e ha portato a questi risultati deve fare un passo indietro. Ho capito, ma mi pare che comunque il partito come è ridotto non c'è trippa per gatti, non c'è molto da spartire. Ho capito, insomma, però nel frattempo queste elezioni, questa tornata elettorale ci ha fatto capire che nonostante lei giustamente sottolinea che non c'è trippa per gatti, però un qualcosa per 2-3 gatti c'è stato. Quindi comunque 3 postazioni sono state assicurate. A discapito di tutta una comunità, a discapito di tutti un numero di parlamentari che ne avevamo 10 alla Camera e 2 al Senato, a discapito dei circoli, della rappresentanza nelle varie aree, però i 2 capolisti al Senato e alla Camera e il capolista alla circoscrizione Sud si sono garantiti la poltrona. Questo serve a questo punto, il partito è servito a questo. Senta, Magorno qui ha seduto dove si trova seduto lei adesso, ha detto, dicevi, adesso sono libero, dico quello che voglio e invito tutti a ricostruire il partito, ma senza che qualcuno immagini di mettere in campo giochi e giochetti, e si riferiva alla questione legata alla nomina del nuovo, all'elezione del nuovo segretario regionale, perché c'è qualche componente che mira al commissariamento. Voi no, eh? Guardi, è una scelta a livello nazionale, che lo ha fatto il reggente Martina, che è il vice di Renzi, che mi sembra che in campagna ha detto, ma questo probabilmente a Magorno sfugge, ma sfuggono molte cose, però gli ricordo questo fatto. Martina mi sembra che in campagna congressuale abbia sostenuto Renzi, è un alleato di Renzi, e quindi la scelta di congelare i segretari regionali sino all'autunno è di Martina. Dopodiché, qualora si dovesse fare il congresso, ricordo pure questo a Magorno, che il congresso regionale, come il congresso nazionale, è libero a tutti e quindi può votare chiunque. Non penso che in questo momento ci sia qualche componente che abbia paura del congresso regionale. Ma voi presenterete una vostra candidatura? Vediamo quando si fa, come si fa, quale sono le... Ma intanto c'è questa assemblea regionale il 26? Sì, c'è l'assemblea il 26. Parteciperete all'assemblea? Sicuramente, anche perché se iniziamo a non partecipare già siamo rimasti, come dice lei, 4 gatti. Se non partecipiamo, che senso ha più? Se rimangono solo loro, anche per loro non va bene. C'è il discorso che faceva lei prima, noi gli stiamo dando una mano, perché se vanno via tutti, anche il piano di rimanere 4 gatti e avere un minimo non ha più valore, perché non si deve dare per consolidato il 13%, Attenzione, non è che dici abbiamo toccato il 13% e da qui ripartiamo da questo, assolutamente no. Io sono convinto che si continua su questa strada. Il 13% non è un punto d'arrivo, ma è un punto di discesa, cioè scendiamo verso la percentuale a una sola cifra. Addirittura, ne pensi? Guardi, dal 2014 ad oggi
la coppia Oliverio-Magorno è riuscita a dilapidare 45 punti in percentuale. Abbiamo perso tutte le elezioni. Però questo, voglio dire, il dato che il PD è in caduta libera è un dato nazionale, non può essere addebitato solo alla Calabria. Le ricordo questo dato. È un dato nazionale, però le voglio dire che dal 2014 ad oggi probabilmente in altre regioni abbiamo vinto qualche elezione amministrativa. Noi le abbiamo perse tutte. Ma se continuate a litigare così... Ma non continuiamo a litigare, il problema è che... Se non c'è un'idea di partito... Però, direttore, se lei non porta i numeri all'emittente che egregiamente dirige, a quel punto, se continuano a mantenerla nella postazione in cui si trova, gli ascolti arrivano a zero. Lei rimane qui perché fa degli ascolti ottimi, che è riconosciuta che è una trasmissione vista da tutti. E allora, se Magorno, parliamo di Magorno, Oliverio, che ha gestito il partito, Guglielmelli, hanno portato a questi risultati, facciamo un azzeramento, dopodiché si discute. Ma non possiamo ripartire da Magorno e da Guglielmelli. Ma Magorno già, voglio dire... Ho capito, però l'idea loro è dici, vabbè, Guglielmelli lo passiamo a regionale. Visti i brillanti risultati che ha portato, visto la gestione, lo candidiamo a segretario regionale. Allora, su una base del genere. Legittima però. Legittima per me è una cosa... Allora, io metterei la firma, perché avere a Guglielmelli come avversario, non con i tesserati che ognuno si è fatti i suoi liberi, no? Chiunque si candida dall'altra parte ha già vinto. E i risultati danno ragione. Però voglio dire, non è questo il modo di poter gestire, per il bene del Partito Democratico. Io in questo momento vorrei avere come avversari a Magorno, a Guglielmelli, a Oliverio, che la gente purtroppo e anche gli elettori del Partito Democratico hanno bocciato e continueranno a bocciare. Però dico, in questo momento è possibile che non si ha la lucidità o non si capisce di fare una riflessione? Ma allora perché non vi siete candidati? Perché non avete chiesto di gestire il partito attraverso l'elezione degli organismi? Per esempio nella segreteria provinciale a un certo punto ha fatto un passo indietro, no? Ma perché avevamo stabilito... allora se c'è questo discorso unitario, però, mi scusi direttore, lo chiariamo un po'. Chiariamo. Nel momento in cui c'è una competizione, un congresso, allora se era candidato Guglielmelli io legittimamente mi candidavo. Qualora fossi andato io da Guglielmelli e Magorno a dire cortesemente, guardate, io mi sono candidato però non ho la forza, non ho il coraggio, ho paura. Una cortesia, faccio un passo indietro, cerchiamo di avere qualcosa, cerchiamo di accordarci dopo. Allora loro legittimamente potevano dire, tu avevi la tua arma, quella di candidarti, prendere la percentuale, vincere o quantomeno concorrere, e allora a quel punto ti spettava quello che ti spettava. Considerato che sono venuti loro da noi, loro sono venuti e ci hanno cercato, ci hanno chiesto di fare una gestione collegiale. Addirittura Magorno, in un pranzo, dove eravamo presenti Magorno, un suo collaboratore, io e Guccione, espressamente ha detto il partito è cosa mia, lo gestisco io ho avuto mandato da Roma di cercare un congresso unitario con la gestione unitaria. Guglielmelli segretario, Mazzuca vice segretario. E lanciava il ticket come è stato fatto a livello nazionale, con Martina Renzi. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, perché avevamo già avvisato Magorno, Guglielmelli e compagni che qualora fossimo andati divisi, spaccati alle elezioni di marzo, già non erano delle elezioni, non c'era una previsione rosea, però avremmo fatto una catastrofe. Loro, ok, ci siamo rivisti in federazione, Magorno, Guglielmelli e Mazzuca. L'onorevole Magorno, all'epoca ero l'onorevole, adesso è senatore, mi ha chiesto, dice, dato che c'è un problema con la componente di Natale e c'è un problema interno, possiamo evitare di dirlo adesso che c'è il ticket e lo diciamo dopo all'assemblea? Non ho problemi, io non faccio le cose perché voglio un riconoscimento o mi spetta questo contentino. Andiamo avanti
e fai quello che devi fare, dopodiché dopo gestiamo il discorso. Siamo andati avanti, noi abbiamo votato, Guglielmelli ha avuto il 93%, perché se ci fossi stato candidato io non penso che raggiungeva queste percentuali bulgare. Forse avrebbe vinto lo stesso, no? Non lo so, questo lo vediamo. Se lui era certo di vincere, non chiedemo un passo indietro. Io almeno la penso così. Se Quindi io sono certo... arriviamo al dunque, c'è stata questa assemblea. Dopodiché si è fatta l'assemblea. Lei è stato nominato vice segretario? Non sono stato nominato, non abbiamo fatto né organismi, né vice segretario, né presidente, né ufficio di presidenza, niente. È stato proclamato Guglielmelli, che per la prima volta in un congresso ha parlato per ultimo avanti a 10 persone, che dopo aver parlato Oliverio, Magorno, Guccione, se ne sono andati e lo hanno lasciato solo. E da quel momento in poi non si è più convocata l'assemblea, non si sono fatti gli organismi, è rimasta la federazione di Cosenza gestita solo e esclusivamente da Guglielmelli. Quindi lei non è stato mai nominato vice segretario? Ma non io vice segretario, non c'è un presidente dell'assemblea, non c'è un ufficio di presidenza e non c'è una segreteria. Scusi, a quel punto però perché non ha detto scusate, ma avevamo fatto un accordo in cui io ero vice segretario e adesso... L'ho detto, e loro mi hanno risposto che all'inizio mi hanno chiesto un mese di tempo perché avevano problemi all'interno della loro maggioranza, perché avevano promesso probabilmente per tenere insieme tutti la vice segreteria a più componenti, dopodiché completamente hanno chiuso il discorso e non hanno più neanche convocato l'assemblea. Allora, prima delle consultazioni elettorali c'è stato un incontro per stabilire... No. Aieta qui dice che a livello regionale nessuno ha mai fatto... Nemmeno a livello provinciale. Io, candidato alla segreteria, ritirato, quindi non sono stato mai convocato, mai chiamato, Guglielmelli non mi ha mai convocato. Io non vado in federazione dall'ultima volta che mi sono incontrato con Magorno e Guglielmelli per concordare il congresso unitario. E adesso che avete intenzione di fare? Adesso andiamo in assemblea, vediamo quale sarà il percorso. Chiaramente noi facciamo quello che sempre abbiamo fatto, stiamo tra la gente, stiamo sui territori e continuiamo ad avere i rapporti con il popolo del PD, perché chiaramente noi siamo del PD. Non penso che ci sia qualcuno in grado, capace, che abbia la forza per cacciarci. Poi quelle cose che io leggo sono magari uno sfogo, però capisco che chi le dice o non le dice, o le dice perché è in un momento di non lucidità, oppure le dice tanto per parlare, perché non penso che qualcuno possa decidere. Cacciarvi fuori dal partito? Non esiste proprio. Non esiste proprio. Così come noi non vogliamo cacciare nessuno, ci mancherebbe. Vogliamo togliere il comando di chi non ha dimostrato la non capacità, però... Avete già pronta una squadra eventualmente per... Su questo non abbiamo problemi. Siamo sempre pronti. Chi è abituato a stare tra la gente nei territori è sempre pronto. Il problema è chi è abituato a essere nominato, che poi si trova alla prova del 9 che prende un 13%, un 14%. Adesso come lo vede il futuro del PD in Calabria? Così com'è non lo vedo bene. Non vedo proprio il futuro del centro-sinistra, della futura regione, la vedo male, perché se non si ha la consapevolezza di aver fallito, di aver sbagliato, e si continua ad andare avanti con gli stessi Lei è attori. convinto che Renzi sia l'unico responsabile? Oppure lei è convinto di questo? Renzi è responsabile insieme a chi con Renzi ha gestito il partito. O chi lo ha gestito facendosi influenzare di Renzi, oppure chi lo ha gestito pensando a un posto in Parlamento e buttando a mare tutta l'esperienza del PD, tutta la forza, tutta la base. Cioè non ci si può scagliare contro i circoli se nei circoli non si ci è mai andato. Tra Magorno, Bossio e Viscomi a chi vi sentite più vicini? Al Partito Democratico. Visto che sono i tre... No, vabbè, poi saranno loro a decidere con chi interloquire. Ma sono anche i vostri rappresentanti o no? No, sono i capilista che sono stati eletti, però... Ma sono anche i vostri rappresentanti? Come? Per quanto mi riguarda non mi rappresentano molto. Anche perché non li ho sentiti in campagna elettorale, quindi probabilmente non vogliono essere rappresentati. Poi ascolto anche
ho ascoltato anche con molta tranquillità, ho pure cercato di interpretare determinati messaggi. Cioè, se la gente non la chiami, non la cerchi, non ti confronti, non cerchi di stargli vicino, di condividere l'azione politica, che ti chiudi solamente nel cerchio magico che non è più magico, poi non ti puoi lamentare se i circoli non rispondono. Perché io penso che se è il capolista della circoscrizione nord, alla Camera, diciamola così, se vieni candidato a capolista, quindi un seggio blindato, è perché dovresti rappresentare tutti. Allora poi ti dovresti confrontare con tutti. Non puoi fare, se fai una scelta che ti confronti solo con quelli che ti dicono sei brava, sei bella, se si tratta di una donna, sei bella, sei intelligente, che io le riconosco. Insomma, è una persona preparata, cioè io glielo riconosco, è una persona preparata. Probabilmente tutti quelli che le stanno intorno, che le dicono non sbagli niente, sei eccezionale, ha già vinto, così, non le hanno voluto bene, hanno qualche contentino. E infatti l'80% del popolo del PD non l'ha votata. C'è un motivo. Cioè, io non me la posso prendere con tutti quelli che non mi hanno votato, che probabilmente c'è stata qualche defiance in i primi 5 anni di mandato. Se, faccio un esempio, Ferdinando, che è amico mio, Aiello prende il 15%, il 16% sullo Ionio, perché probabilmente sul territorio non ha lavorato. Oppure è stato catapultato all'ultimo su un collegio. Onore a lui che è andato a fare campagna elettorale, a metterci la faccia e a metterci l'impegno. Però chi doveva essere da supporto, chi in Calabria ha gestito tutto, ha gestito il partito, ha gestito la regione, ha gestito i circoli, ha gestito le federazioni, gli hanno portato solo un danno. Perché aveva un sondaggio, era al 22%, dopo tutte le riunioni che gli organismi dirigenti, Magorno, Enzo Bruno Bossi, Oliverio, Guglielmelli hanno fatto sullo Ionio, sul collegio Rossano-Corigliano, Ferdinando al dato di partenza ha perso 6-7 punti. Quindi voglio dire, non è stato un valore aggiunto. Quindi ci possiamo fermare e riflettere un po', a dire ripartiamo, ma io momentaneamente mi faccio da parte. Io sono il primo a dire, non è che io devo sostituire Guglielmelli o qualcuno deve sostituire un altro, ma momentaneamente dico, possiamo ripartire, si può ripartire con Guglielmelli o con Magorno. Ma non potete trovare un punto d'incontro? E come si trova un punto d'incontro per con ripartire, insomma, non ci sono le possibilità, non c'è la possibilità, non ci sono gli elementi. Se dopo una sconfitta epocale io sento di una riunione in un ristorante di Rende dove, io sono in discrezioni giornalistiche, però non sono state smentite, dove Oliverio dice io mi ricandido, questa è la squadra, chissà sull'assessore che qualora li nomino non possono fare i consiglieri regionali, questo è dentro e questo è fuori, non consapevole che una settimana fa sei stato bocciato dall'86% dei cittadini calabresi. A questo punto che cosa mettiamo insieme? Già io sono moribondo, che faccio? Stacco l'ossigeno. Vabbè, ma se ci sono le condizioni si può ma le condizioni sono quelle che ormai non credo che ci sia più spazio per le componenti. No, non esistono più le componenti, però loro hanno un problema, o forse hanno un'esigenza, non lo so, vogliono rimanere lì ai posti di comando e vogliono continuare a gestire il tutto. Arriva un Presidente della Regione, può dire arrivederci, grazie, me ne vado. Ma può riflettere un po' sui dati. Non è che noi gli sia. abbiamo chiesto di andare via, cioè noi non gli abbiamo chiesto di andare via, né gli abbiamo detto devi dimetterti, non c'è più spazio per te, però è chiaro che su un'accelerazione io sono di nuovo il candidato, io rispondo per me siamo al dopo Oliverio. È legittimo, no? Quindi questa è diciamo una reazione. No, è chiaro che a questo punto se tutti una reazione non, come dire, non valutata, non analizzata, è di impeto. La mia? Sì. No, io è convinta la mia.
è convinto. Poi io mi adeguo. In questo momento la mia idea è questa. Ti adegua in che senso? Se poi il partito tutti insieme si decide, si arriva a un percorso che candidato è Oliverio, io lo voto, ci mancherebbe altro. Però così al momento, dopo una sconfitta del genere, io avrei preso con le pinze. Però mi scusi un attimo, io ho qualche difficoltà adesso a comprendere bene. Allora, le componenti non ci sono più, mi pare che ormai sono finite, non ci sono a livello nazionale, penso a livello locale siano destinate a smobilitare, non c'è più renzismo, quindi non ha più ragione di esistere la componente Franceschini, non ha più ragione di c'è una gestione collegiale. Dems. Allora, a questo punto siete rimasti in pochi, diciamo, no? Che in qualche modo dovete valutare se e come riorganizzare per ripartire. Questo è. Allora che senso ha continuare a dire noi siamo da una parte, loro sono dall'altra, ma loro chi adesso? C'è un partito non è loro che... chi. Cioè, mi faccia capire. Mi spiego meglio così, vediamo se riesco. Io sono io. No, sono io che mi spiego. Devo essere io, chiaro. Lei sono molto... io, cerco io di capire, di Lei ha detto in questo momento non esistono più le componenti. Non ci sono più. Che componenti? Si è arrivati a Roma ad avere un azzeramento totale. È possibile che a Roma c'è un azzeramento totale e in Calabria invece ancora resiste Oliverio? Ma che azzeramento di che cosa? Ma il partito è stato azzerato. Ma di che cosa? Ma il partito c'è stato. Renzi si è dimesso. Renzi e c'è il suo vice. Abbiamo dato la gestione collegiale, diciamo con un diciamo vice. che è una finta dimissione quella di Renzi. Una finta dimissione, ho capito. Allora, mentre Renzi ha avuto il buonsenso di fare una finta dimissione, dico in questo momento il Presidente Oliverio nemmeno questo buonsenso di stare zitto. Ma che deve fare il Presidente Oliverio? Cioè, è una figura istituzionale all'interno del partito. Non deve entrare in questo momento nel merito di situazioni che ci indeboliscono. Perché, guardi, io glielo sto dicendo apertamente, l'ho detto apertamente, l'ho scritto sulla stampa, lo ripeto, ma il mio pensiero è condiviso da tanti, anche all'interno della sua maggioranza. Che poi per ovvi motivi non lo dicono, hanno dei ruoli istituzionali, devono stare più cauti, non hanno la spregiudicatezza che ho io, però in tanti pensano la stessa cosa. Ma come pensate allora di ricostruire un partito se siete in queste condizioni? Noi ce la mettiamo tutta, però, guardi direttore, io mi impegno per quel poco che posso per ricostruirlo. Però se dall'altra parte c'è chi lo ha portato a queste condizioni, che vuole continuare a distruggerlo, a quel punto io non ci sto, lo distruggessero da solo. Va bene, vedremo quello che succede. Grazie a Giuseppe Mazzuca, noi continuiamo con il nostro viaggio nei partiti, vediamo che cosa riusciamo a tirare fuori. Grazie. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.